Ciao ragazzi, se venite il sabato mattina a Mantova al mercato di Borgo Casanuova sentirete un profumo viola che è quello della lavanda, profumo che personalmente adoro. E questa signora, Antonella, è quella che con la lavanda fa un sacco di cose buone, cioè Principalmente faccio distillati derivanti dalle piante che io coltivo in azienda, quindi partiamo proprio con una prima trasformazione che è la distillazione in oli essenziali idrolati della lavanda, tre tipologie: lavanda ibrida, officinale e lavanda intermedia grosso, e poi altri distillati legati ad altre piante aromatiche coltivati in misura inferiore, però ce ne sono anche altri. quali sono gli utilizzi della lavanda per uso domestico? Allora, per uso domestico gli usi della lavanda sono molto vasti, partiamo proprio dalla profumazione che negli ambienti ci permette di ricreare un ambiente rilassato e tranquillo, al preservare i nostri indumenti da tarme e tarli, inserendo proprio la lavanda all'interno dei nostri cassetti e dei nostri armadi, piuttosto che applicato anche agli animali domestici come cani e gatti attraverso l'impiego dell'idrolato. Possiamo tenere controllate anche la presenza dei parassiti classici che i nostri animali domestici possono avere. Antonella, che cos'è per lei la lavanda? Ma forse dire che è quasi una filosofia di vita, forse è un po' eccessivo, però in realtà quando io lavoro e coltivo la lavanda è come se mi immergessi proprio in un'altra dimensione, perché sento che comunque anche olfattivamente lavorare questo tipo di piante è molto gratificante, insomma mi fa star bene. Capito ragazzi? Quindi se anche voi volete inebriarvi dei profumi di lavanda, andate per Corti Cascine da Gianni Green, dalla signora Antonella, e capirete più da vicino cosa vuol dire coltivare e produrre quest'erba aromatica con tutto quello che ne consegue. Mi sento già più rilassato, Antonella. Va bene. Ah, per Corti Cascine.